tutti, buongiorno al pubblico presente qua in sala presso questo salottino archivio dell'Accada Studi Piemontese, del Centro Studi Piemontesi e buongiorno al pubblico che mi segue da lontano. Sono comunque vicino anche a loro, anche se magari ci separa uno spazio, come dire, che però sentimentalmente non c'è. Sono di nuovo qui, anche quest'anno, a presentare questo binomio di pubblicazioni che Monginevro Cultura ormai da parecchi anni presenta a fine anno, vale a dire l'Almanach Piemontese dell'anno che ormai incalza, il 2025, e la monografia correlata, sempre sullo stesso tema, Ponti di Torino, Punt a Turin, quest'anno è dedicata appunto ai ponti della città. È una tradizione ormai annosa, perché Monginevro Cultura ha creato una vera e propria collana editoriale e un lavoro fatto in gruppo, un lavoro corale, cui partecipano all'incirca una decina di coautori. Sono studiosi, sono ricercatori, sono appassionati della lingua piemontese e soprattutto innamorati della bellezza, delle bellezze a tutto tondo della nostra città. Questa è la settima edizione di questa collana che noi abbiamo chiamato Bellezze di Torino, ma anche con un nome, con un titolo in piemontese, Blus a Turin. Perché? E non è un caso, perché si tratta di una collana, pensate un po', bilingue. E quando parlo di collana bilingue non parlo di italiano abbinato al francese o al tedesco o all'inglese o al giapponese, ma un abbinamento dell'italiano alla lingua piemontese, e questo, a mio parere, è sicuramente un valore aggiunto che caratterizza queste pubblicazioni in un modo molto molto particolare. Quindi dopo i Tourette di Torino, dopo i portoni dei palazzi torinesi, dopo chiese, campanili e campane, dopo i giardini di Torino, dopo le fontane di Torino, dopo le statue di Torino, eccoci qua a presentare il settimo volume, intitolato appunto Ponti di Torino, come ho detto, ma anche Punt ad Turin. Perché il tema dei ponti di Torino? Perché intanto mancava da molto tempo una monografia, un libro dedicato a questo tema. Sì, è vero, ce n'è stato uno insomma, verso gli anni 90 del secolo scorso, ma aveva un taglio, un carattere soprattutto tecnico, perché era stato scritto da qualificati ingegneri ed architetti, mentre il taglio e la filosofia della monografia di Monginevro Cultura è assolutamente differente, cioè vuole essere divulgativa delle caratteristiche, delle bellezze della città, in questo caso dei ponti. Non tutti sono parimenti belli, sono particolarmente interessanti dal punto di vista estetico quelli della città, ma tutti, anche quelli periferici, hanno una storia che è radicata nella popolazione, nella città, che unisce quartieri di periferia, ognuno con una propria identità, eppure amalgamati da una storia comune. Tra l'altro, molti si sono meravigliati, diciamo, del fatto che si sia dedicata una monografia intera ai ponti della città, ma forse perché si dimentica che Torino non è la città dei due fiumi cui Nostradamus faceva riferimento quando voleva avvertire il Romano Pontefice di tenersene a distanza per evitare, insomma, delle sanguinose conseguenze. Torino, questa città potrebbe essere Roma, ma insomma bisognerebbe entrare un pochettino, no? nella testa di Nostradamus, perché Roma ha due fiumi, il Tevere e l'Aniene, ma Torino ne ha quattro fiumi.
quindi al Po e la Dora, e fin qui ci arriviamo più o meno tutti, ma abbiamo anche la Stura nella parte settentrionale della città e a sud abbiamo il Sangone. Ecco quindi che la gamma dei ponti si allarga anche numericamente in un modo notevole. I ponti di Torino sono 40, una quarantina, trascurando le passerelle, trascurando i passaggi pedonali o quelli che adesso sono dedicati anche alle ciclopiste, alle piste ciclabili. In realtà, se vogliamo fare i pistini, per attingere un termine, un piemontesismo, se vogliamo essere proprio precisini, in realtà i ponti di Torino sono almeno un centinaio, perché se consideriamo i rii, i piccoli rigagnoli, insomma i rivi che scendono giù dalla collina torinese e che si immettono nel Po, quindi dal lato destro del fiume principale della città, sono circa sono 17. Quindi se noi teniamo conto anche dei ponti e dei ponticelli che consentono di attraversare questi torrentelli, allora saliamo anche a un centinaio di ponti, ma noi ci siamo soffermati soprattutto su quelli più insomma, più importanti dei quattro fiumi principali. A chi sono dedicati questi ponti? Nella stragrande maggioranza dei casi sono dedicati a dei personaggi maschili, ed ecco qua il maschilismo ancora imperante ovviamente, a personaggi di casa Savoia. C'erano anche due donne, due personaggi femminili, ne è rimasto purtroppo soltanto uno. E ricordo questi ponti, uno è il ponte Principessa Isabella e l'altro era il ponte dedicato alla principessa Clotilde, che però è crollato. Quest'ultimo era un ponte sulla Dora ed è stato sostituito da un ponte, il ponte dedicato a Domenico Carpanini, un grande politico che era sul punto di essere eletto sindaco della città, ma che purtroppo fu stroncato da un infarto. Poi ci sono dei ponti che sono dedicati ad altri personaggi, non necessariamente di casa Savoia. Stranamente abbiamo un ponte dedicato a un presidente degli Stati Uniti, il ponte George Washington. Abbiamo un ponte dedicato a un grande architetto dell'epoca, Carlo Bernardo Mosca, il famoso ponte Mosca sul corso Giulio Cesare. Abbiamo un ponte dedicato a Candido Ramello, che è stato un grande medico, un grande igienista. A lui si deve la costruzione dell'ospedale Amedeo di Savoia, quindi non è un caso che questo ponte sia proprio sulla Dora, nei pressi di questo ospedale. Abbiamo poi un ponte dedicato a un grande musicista di notorietà internazionale, che è il ponte Rossini, e poi altri ponti che non hanno un vero e proprio nome adesso dedicato, ma attingono praticamente dal nome delle strade, dei corsi, dei viali che lo attraversano, cioè dalla toponomastica locale. Questo libro, come tutti i libri della monografia, si articola in diverse sezioni. I ponti sono elencati, sono suddivisi per fiumi, partendo da monte andando verso la valle. C'è una sezione che è dedicata, molto ampia come al solito, che è uno dei punti di forza di queste pubblicazioni, una sezione fotografica, una gallery, per usare un termine anglosassone, cioè una galleria di fotografie quasi tutte inedite e realizzate da tre fotografi che fanno parte di Monginevro Cultura, tutti volontari, perché la nostra associazione è un'associazione di volontariato culturale, quindi non si pone finalità di lucro
e le nostre pubblicazioni non vengono pubblicate da un editore, ma praticamente vengono autofinanziate, oltre che essere autoprodotte, dagli stessi associati. Quindi ne facciamo stampare, ce li impaginiamo, insomma ce li selezioniamo le tematiche, scegliamo le copertine e poi insomma li facciamo pubblicare a piccole dosi, perché si tratta di pubblicazioni non destinate ad una distribuzione massiccia, ma ad autentici amatori come siete voi e come il pubblico che da lontano, che da tempo ci segue. Non manca mai in queste monografie la poesia. E che tipo di poesia? La poesia in lingua piemontese. Ed è naturalmente sono poesie che sono dedicate in linea con il tema che è affrontato, cioè con il tema dei ponti. Ve ne leggo una, proprio leggendola dal libro. Tra l'altro vorrei fare anche un cenno all'impostazione, prima ancora di leggere la poesia, all'Almanach piemontese, che oltre ad essere un almanach con tutti i requisiti che lo contraddistinguono, vale a dire i 365 santi giorni dell'anno, con tutti i santi e i patroni locali. Per ogni giorno c'è un proverbio in lingua piemontese, ci sono delle fotografie bellissime che sono poi le stesse che parzialmente sono pubblicate sulla monografia, che essendo una monografia è quindi destinata a una funzione diversa rispetto a un almanach, pur essendo un almanach da collezione e comunque un prodotto da conservare nel tempo, cioè non esaurisce la sua funzione il 31 di dicembre di ogni anno, ma può essere tenuto negli archivi personali, nelle librerie di famiglia, per poter essere rivisitato e consultato anche negli anni futuri. Perché? Perché nelle pagine finali sono riportati degli articoli tematici firmati da uno dei 8-10 autori di cui facevo cenno all'inizio di questa registrazione, e sono proposti in lingua italiana e in lingua piemontese. Quindi diventa anche uno strumento di valorizzazione della nostra lingua, di divulgazione, e anche uno strumento didattico, perché confrontando la lingua italiana con il testo in piemontese, insomma, chi è appassionato della lingua dei propri genitori ha l'opportunità di tenerla sempre così, come dire, effervescente e bella viva. Torniamo alla poesia. La poesia che vi leggo è intitolata Al Punt, non poteva che essere intitolata così, ma Il Ponte è anche una poesia di Giovanni Pascoli. Ed io è proprio a questa poesia di Giovanni Pascoli che faccio riferimento, e ne faccio una versione in piemontese con una libera insomma, interpretazione. Però insomma ci siamo, perché quella poesia era una poesia densa di metafore, dove il fiume che il poeta, insomma, o questo personaggio che insomma, rappresenta insomma, il personaggio che esprime il testo della poesia, si affaccia sul parapetto del fiume e lo vede scorrere sotto di sé. Lo scenario è quello di una luna in cielo, quindi una serata estremamente luminosa, dove la luna rappresenta proprio il trascendente e anche un po' come dire, il riferimento dell'animo umano di questo poeta, che nel vedere, nell'ammirare anche proprio lo scorrere del fiume sotto di sé, sotto il proprio ponte, si domanda anche da dove nasce questo corso d'acqua e soprattutto dove andrà a finire. Naturalmente le metafore sono quelle della vita, il fiume che scorre, della nascita e la sorgente, e degli ultimi giorni, cioè praticamente l'affluire in un mare lontano. La luna candia, amarca l'orizzont, enluminant le strastürmant la nöit, e il fiume avà, cun sun ch'a smiuzzan giut, quan l'onda sromp,
zura i pilastri del Punt. Faccio qui una piccola chiosa: i pilastri del ponte sono gli ostacoli che incontriamo nel nostro quotidiano. Ando al mar, cacciama il po' da legne, e la surgisse che sbrincia a mes le fior. Al fiume, nassù dagli albi lontane, va, facendo saut lusente, tra un punto e un sogno. La luna abrila in ciel, a slan sui tii e i platui branc dalle riente rive. Le feuille a bugiu, antun divotto besbii. A spurmoncelle nivole un moment, le scalinade dal gran temple celeste, per aspecesse un po', ant leva d'argent. Ecco, questo per dire che i fiumi sono anche fonte di ispirazione, e questa ispirazione si può anche tradurre in qualunque lingua piemontese compresa. Concludo con la lettura di un aforisma, perché ci sono anche degli aforismi in questo libro, ovviamente dedicati ai ponti. Ne leggo uno a caso, questo scritto da Guido Ceronetti. C'è la versione in italiano e la sua rilettura in piemontese. Guido Ceronetti: la bellezza è il ponte unico che ci collega con l'infinito. La blussa è l'unico punto che anculega con l'infinito. Ne leggo ancora uno, questo è di Fabrizio Caramagna, che ci fa un pochettino meditare anche proprio sulla evoluzione della tecnica costruttiva di questi ponti. I nostri ponti erano costruiti originariamente di pietra, in mattoni, poi è intervenuta l'evoluzione, l'emancipazione tecnica ha indotto i costruttori ad usare il materiale ferroso, e poi si è arrivati al cemento, no? Direi anche con un continuo degrado dell'aspetto estetico di molti ponti. I ponti più recenti sono quasi anonimi, li si percorre e non ci si rende manco conto che stai attraversando un fiume, perché sono praticamente il prosieguo di una strada, di un corso, di un'autostrada, di una superstrada. Acquedotti romani che stanno in piedi da 2000 anni e ponti in cemento che si sgretolano dopo 50 anni. Acquedotto roman che stanno su da 2000 anni e punta in ciman che si sfriso dopo 50 anni. Bene, io concludo qua, invito il pubblico a procurarsi, proprio anche tramite la Cada Studi, una di queste pubblicazioni, che io credo che possa essere un'ottima idea, non soltanto per una strenna natalizia, ma anche proprio un piccolo dono originale, proprio per la sua, insomma, per la caratteristica di queste opere, da fare ad una persona amica, e a chi in generale ama il Piemonte, ama Torino, ama le sue bellezze storiche e architettoniche, e soprattutto ama la lingua piemontese. Grazie a tutti, grazie a voi presenti e grazie al pubblico a casa.